Derby ligure per la 13ª di Serie D al Comunale di Sanremo tra la sanremese di Ascoli e il Ligorna di Luca. Monteforte ambizioni opposte perché c'è traffico nell'alta classifica, allora la sanremese potrebbe addirittura chiudere la giornata prima in classifica. Dalla parte opposta della graduatoria c'è il Ligorna che cerca punti, salvezza dopo un avvio difficile per i genovesi, avvio difficile anche quello di gara, perché Colombi di testa fa la torre per Scalzi, si invola al numero 27 davanti a Bulgarelli e lo trafigge per il gol dell'1-0. Vantaggio sanremese e formazione di casa che mena le danze per tutto il primo tempo fino all'errore di Capotos sul pressing di Scalzi, che poi salta anche Bulgarelli e comodamente infila la rete del 2-0. Il doppio vantaggio matuziano, il risultato con cui si chiude la prima frazione. La seconda inizia con il palo di Bregliano, Simone Bregliano, professione difensore che rischia di essere goleador, diventa sicuramente assist man quando va a sradicare un pallone sulla tre quarti, lo offre a Colombi per il gol che di fatto sembra chiudere la partita, perché siamo 3-0, di qui in poi la saga dell'errore continua con Gerace che nel tentativo di alleggerire verso il proprio portiere serve Cocorri, il numero 9 sentitamente ringrazia e riapre la partita riaperta parzialmente, che si riapre ufficialmente quando il numero 9 parte in posizione forse irregolare, poi viene fermato in area da rigore in questo modo da Simone Bregliano. Per il direttore di gara si può andare dal dischetto, è rocambolesca anche la trasformazione dell'attaccante del Ligorna con la parata del portiere, la sfera che l'MLM termina dietro la linea per la rete del 3-2. Non finiscono qui le polemiche perché c'è ancora il palo di Spinosa con una conclusione acrobatica, palo interno che finisce poi tra le mani di Bulgarelli, e il convulso finale con Ligorna tutto in avanti, palla che sbatte contro il direttore di gara, si dovrebbe dare il vantaggio, l'arbitro ferma, fa giocare la palla al 2 dandola alla sanremese, furbizia di De Montis che serve Pippo Scalzi, il numero 27 completa la tripletta, chiude la gara ed esulta alla Ronaldo tra le polemiche dei genovesi che tornano a casa con 0 punti e tante recriminazioni. La sanremese, grazie a questa vittoria seconda nelle ultime 3 giornate, può guardare tutti dall'alto, ma insieme a tante altre squadre in questa pazza alta classifica del girone A di Serie D.